Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Lo sponsor della puntata di oggi è deltaprati.it, il vero prato verde, in erba naturale in pochi minuti. Cominciamo dal Gazzettino di Rovigo, di oggi sabato 13 marzo, il nord-est torna rosso. Impennata di casi, tutta l'Italia chiude ancora. Il Veneto condannato dall'indice di contagio. Pasqua, tutto il paese blindato da sabato a lunedì. Sempre in prima pagina il piano, la sfida di Draghi, 500.000 di vaccini al giorno. Polemica poi del giorno, AstraZeneca. In Veneto solo 12 reazioni serie su 48.500 vaccinazioni. La regione afferma pochi casi e nessuno grave, numerose però le disdette, 3.000 solo a Treviso. Andiamo alla pagina di Rovigo del Gazzettino. In prima, Polesine vaccinato entro giugno. Il sindaco di Rovigo Gaffeo annuncia i numeri del piano di immunizzazione, da aprile 20.000 dosi alla settimana. Nelle prossime 2 settimane di marzo è prevista la somministrazione di 10.000 dosi di siero ogni 7 giorni. Il presidente dell'Ordine dei Medici Noci rassicura i polesani dopo i casi in Sicilia. AstraZeneca non è pericoloso. Le dosi usate sono 2.947, solo 1.000 sono provenienti da altre 2 lotti. Adria, ex Polichimica, pronta alla fase 2 per la bonifica dei terreni. Finanziato un progetto da 500.000 euro grazie ad un avanzo di amministrazione. Infatti il 30 dicembre 2010 il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1.397.000 euro da restituire in 15 anni a far data dal giugno 2015. Viabilità, chiusura del ponte sul Brenta a Chioggia, i sindaci di Adria e Cavarzere respingono la soluzione di ANAS. Infatti ANAS aveva proposto la deviazione del traffico della Romea sul territorio tra Chioggia e Adria, a seguito appunto dei lavori previsti sul ponte. Una decisione presa da ANAS senza consultarci minimamente, afferma il sindaco Barbierato. Delta, cantieri all'opera sul Po di Levante. Da un mese sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della banchina e degli approdi con la posa di parancole. Avviato anche il dragaggio per migliorare la navigabilità con interventi pure nel canale della laguna di Marinetta. Intervento che vale poco più di 320.000 euro, di cui oltre 300.000 coperti da un contributo comunitario. Fratta Polesine, domato il rogo, si torna a lavorare. Annuncio sorprendente dei titolari del calzaturificio distrutto dalle fiamme, si riprende a lavorare tra poco. La felicità dei 50 dipendenti e gli accordi già pianificati con le ditte committenti rendono meno amaro il dramma. Dalla Voce di Rovigo, meteo, vento e freddo polare, ecco la coda dell'inverno. Temperature in ribasso a partire da lunedì, grande freddo atteso da giovedì. Non si esclude la possibilità di violenti temporali con locali grandinate e con forti raffiche di vento. E visto che, come dice la Voce di Rovigo, ai noi siamo in zona rossa, resteremo in zona rossa sino a dopo Pasqua. Ma ho chiesto congedi parentali, bonus babysitter a sostegno per le aziende, lo afferma appunto il governatore Zaia, e ho chiesto, afferma sempre Zaia, che essendo in zona rossa con la chiusura delle scuole il governo introduca in automatico i congedi parentali ed il bonus babysitter, ma soprattutto che ai cittadini sia data una prospettiva precisa sul futuro. Per finire un annuncio della Coldiretti, Polesine devastato dalla cimice asiatica, ma finalmente i ristori. L'annuncio delle associazioni stanziati 70 milioni di euro. La notizia dei rimborsi liquidati da Avepa ai frutticoltori veneti che hanno subito danni alle culture a causa della cimice asiatica. Il contributo che sta arrivando sopporterà coloro che sono riusciti a rimanere in piedi. Parliamo di aziende che hanno visto nelle scorse annate agrarie perdite anche fino al 90% del fatturato. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, nelle frequenze 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!